su un isolotto nel Piave a Crocetta del Montello, il corpo di Alex Marangoni, il barman veneziano di 25 anni scomparso dopo una festa a Vidor La Salma, trasportata all'obitorio di Montebelluna. Proseguono senza sosta le ricerche di un ottantenne trevigiano che ieri si è allontanato da casa. Uomini e mezzi stanno setacciando la zona nel Lungosile. Mattei. Per 2 volte in un mese e mezzo Castelfranco è finita sott'acqua con danni per 40 milioni di euro. Il sindaco Marcon scrive alla premier Meloni e convoca una task force. Viola il divieto di avvicinarsi all'ex compagna suonando le citofone e mandandole messaggi. 41enne arrestato dalla polizia. Zaia, liste d'attesa in Veneto in forte calo, merito di una nuova organizzazione dell'impegno dell'intelligenza artificiale, ma rimangono settori ancora in affanno per la mancanza di medici. Ancora sotto accusa padre Giovanni Kirchner, il parroco che ha accolto i senza tetto in chiesa. I cittadini portano la petizione per scacciarlo dalla diocesi. A Rua di Feletto la festa per le 107 candeline di Angelo Peressini, il più longevo della marca trevigiana artigliere alpino, con la dote della pazienza e un grande amore per la vita. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie, come sempre vi propongo il nostro sondaggio, il cui esito andrà in onda a partire dalle 21 a Ring, condotto questa sera dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Vi chiediamo: Baby Gang, serve una legge? Chiedo alla regia se è pronta la grafica. Eccoci, Baby Gang, serve una legge? Sì allo 0422 16 26 69 1, no invece allo 0422 16 29 0, un tema quindi di stretta attualità. Questa sera a Ring. Noi cominciamo con le notizie. La cronaca in primo piano, tragico epilogo nelle ricerche di Alex Marangon, il giovane di Marcon scomparso nel fine settimana a Vidor. Il Piave ha restituito il suo corpo nella zona di Ciano del Montello. Effettuata una prima ispezione cadaverica, non ci sarebbero segni di violenza. A Marcon il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Ogni già flebile speranza si è infranta poco dopo le 2 del pomeriggio, quando un corpo senza vita è stato avvistato dall'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco di Venezia, arenato su un isolotto a Ciano del Montello, nel mezzo del fiume Piave. Il tempo di raggiungerlo, e non ci sono dubbi, è il corpo di Alex Marangon, il 25enne scomparso tra sabato e domenica notte dopo aver partecipato a una festa privata all'abbazia di Santa Bona a Vidor, 4 chilometri a monte rispetto al luogo di ritrovamento. Alle 15 in prefettura Treviso era stato convocato un tavolo di coordinamento delle ricerche, poi annullato. Serviva per fare il punto dopo 3 giorni di mobilitazione in questa parte di Montello, dove non mancano luoghi impervi e la corrente del fiume è forte, a tratti violenta. Dopo l'avvistamento da parte del personale di elicottero è intervenuto anche il nucleo dei fluviali, che ha portato il cadavere prima nel cimitero di Ciano e subito dopo all'obitorio di Montebelluna. Fondamentale anche il supporto della protezione civile e del soccorso alpino, tutti coordinati dai carabinieri che fin dall'inizio si sono occupati delle indagini. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persone intorno alle 3 del mattino e di lui si erano perse subito le tracce. Alex aveva lasciato in auto il portafogli e le chiavi, mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Sul posto in questi giorni, amici e familiari, la stessa mamma aveva lanciato un appello ai nostri microfoni. Ora attorno a quella famiglia si stringe l'intera comunità di Marcon. Speravamo in un'altra notizia, eravamo tutti là in aggiornamento con le ricerche e ci aspettavamo tutt'altro, e con questo ovviamente siamo vicini alla famiglia che da adesso in poi vuole stare tranquilla e viversi questo momento di sofferenza. Sul corpo del giovane è stata effettuata una prima ispezione cadaverica e non ci sarebbero segni evidenti di violenza, quindi al momento le ipotesi restano principalmente 2: il gesto estremo o la caduta accidentale compatibile con alcune contusioni riscontrate e il successivo annegamento. Servirà probabilmente un'autopsia per stabilirlo con certezza. Ogni decisione ora è in capo alla Procura di Treviso, da cui dipenderà anche il nulla osta per i funerali. Abbiamo già definito il lutto cittadino perché Alex, un ragazzo giovane, poi in questi giorni c'era tutta la comunità marconese che era in ansia ed è dovuto alla famiglia, assolutamente.
E parla uno dei volontari che hanno partecipato alla mobilitazione per le ricerche di Alex. Ci sono state anche piogge ieri sera forti, l'acqua del Piave, guardi, è impossibile delimitarla e capire dove va e cosa fa, è sempre stato impossibile, ecco, questa è la verità. Conosce bene il Piave e le sue insidie Antonio Netto, responsabile della protezione civile di Montebelluna, tra le realtà mobilitate nelle ricerche di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, scomparso tra sabato e domenica nella zona dell'abbazia di Vidor. Subito le ricerche si sono concentrate sul fiume, noto tra gli addetti per alcune sue caratteristiche. Il fiume Piave purtroppo ha anche delle bocche dove c'è l'acqua un po' alta, con delle fosse, e quindi c'è il sospetto, come in passato mi ricordo benissimo 15 anni fa un pescatore che è scivolato dentro ed è stato recuperato a Nervesa, o altri casi, perché purtroppo ci sono queste fosse, questi buchi sul fiume Piave. Da domenica alle scorse ore sono stati decine gli operatori e i volontari impegnati 24 ore su 24, sia in alveo che lungo le sponde, nelle boscaglie a ridosso del fiume. Giorni impegnativi, ha visto i vigili del fuoco impegnatissimi, l'Arma dei Carabinieri anche loro, il volontariato di protezione civile, l'AVAB e varie associazioni tutte impegnate nel territorio. Purtroppo sì, la fine è stata un po' drammatica di adesso che abbiamo appena recuperato la salma, finisce così insomma, ma la speranza su queste cose c'è sempre la speranza c'è, è indiscutibile, la speranza c'è sempre su tutto, purtroppo queste sono le cose diciamo drammatiche che succedono. Seguono invece senza sosta le ricerche di un ottantenne trevigiano che ieri si è allontanato da casa. Uomini e mezzi stanno setacciando la zona del Lungosile Mattei. I sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati anche da Vicenza, hanno scandagliato le acque del Sile, mentre gli uomini e le unità cinofile della protezione civile si sono concentrati sulle sponde e sulle vie laterali. Sono ore di mobilitazione in Lungosile Mattei, a ridosso del Put, per la ricerca di un uomo di 84 anni, residente in zone, scomparso da casa da oltre 24 ore. A cercarlo senza sosta, anche nella notte, sono stati in tanti con il coordinamento degli agenti della polizia. Stiamo facendo praticamente da ieri sera il monitoraggio delle griglie e sgrigliatori delle centrali lungo il fiume Sile, e da stamattina abbiamo attivato una ricerca in superficie sia con personale a piedi che con unità cinofile, per vedere se eventualmente questa persona si è sentita male o si è trovata in difficoltà nel percorso da casa qui o nelle vicinanze dell'abitazione. A dare per prima l'allarme nel pomeriggio di lunedì verso le 15:30 è stata una vicina di casa dell'anziano. Il sospetto è che l'uomo possa aver compiuto un gesto estremo tuffandosi nelle acque del fiume ingrossate dal maltempo dei giorni scorsi, ma non si esclude nemmeno una caduta accidentale. L'84enne aveva delle patologie e qualche problema di mobilità. Noi quando facciamo questo tipo di ricerche si cerca sempre di trovare la persona ancora viva, assolutamente, quindi per noi stiamo cercando una persona che è scomparsa e che si è allontanata da casa, quindi il nostro spirito di operazione è legato a questo. 16 maggio e 25 giugno. Per 2 volte in un mese e mezzo Castelfranco è finita sott'acqua con danni stimati intorno ai 40 milioni di euro. Il sindaco Marcon ha scritto alla Premier Meloni e ha convocato per giovedì una task force che lavori in difesa del territorio. Intanto da stasera e per la giornata di domani è ancora allerta gialla in Veneto. Abbiamo fatto una prima stima dei danni e sommando il patrimonio pubblico a quello privato credo si arrivi attorno ai 40 milioni, perché qui a Castelfranco Veneto purtroppo c'è anche il sapore della beffa, no? Coloro che sono andati sotto il 16 di maggio si erano rimessi in pista, magari rifacendo il mobilio, gli impianti elettrici, avevano sistemato tutto ed oggi si ritrovano nella medesima situazione con tutto da buttare via. 40 milioni di euro, a tanto ammontano i danni delle ondate di maltempo che si sono abbattute su Castelfranco nell'ultimo mese e mezzo. La popolazione vive con ansia l'arrivo di ogni temporale. Non si può andare avanti così, dice il sindaco Marcona, che ha scritto alla Premier Meloni ed ha inviato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.
Ho scritto oggi alla Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro Musumeci, al Capo del Dipartimento di Protezione Civile che abbiamo bisogno di un sostegno per rimettersi in pista, anche perché qui non vogliamo arrivare a convivere con questi fenomeni. Per giovedì il sindaco ha convocato un vertice con tutti gli enti coinvolti, consorzi di bonifica, genio civile, autorità di bacino, direzione difesa del suolo della regione e protezione civile, per creare una vera e propria task force che affronti il problema. Voglio analizzare bene cos'è successo su dati oggettivi e capire se vi sono margini per trovare delle soluzioni perché non succeda più. Quel che è certo è che i cambiamenti climatici sono ormai realtà ed anche gli enti devono adeguarsi a fronteggiare la nuova situazione. Basti pensare, l'altra sera a Castelfranco Veneto in poco più di 3 ore ha fatto 120 mm di pioggia. Il dato storico più rilevante risale all'11 novembre 2012 e ci furono 119 mm, quindi la stessa quantità ma distribuite in 6 ore. Ecco, quello era il record, possiamo dire che l'abbiamo quasi raddoppiato. E potrebbe aggravarsi ulteriormente la posizione di 2 banditi arrestati sabato sera dopo la rapina nella casa di una coppia di anziani ad Altivole, dove un'amica di famiglia è stata aggredita e minacciata con un coltello. In un primo momento sembrava che i 2 anziani, lui 95 anni, lei 85, fossero stati risparmiati dalla violenza. Invece non si esclude che siano stati a loro volta strattonati e scossi, in particolare la donna. L'indagine condotta dai carabinieri è delicata, visto che entrambi i coniugi hanno problemi cognitivi. Un aiuto potrebbe arrivare anche dal circuito di telecamere. I 2 banditi, un 29enne e un 17enne del milanese, restano al momento in carcere. E ha perso il controllo dello scooter che stava guidando in via 4 novembre a Vazzola ed è finito fuori strada. Un 57enne del posto è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Treviso, dove è stato trasportato con l'elicottero del SUEM 118. L'incidente oggi intorno alle 12:30, in corso di accertamento le cause della fuoriuscita che non ha visto altri mezzi coinvolti. Viola il divieto di avvicinarsi all'ex compagna, ancora la cronaca, suonandole il citofono e mandandole messaggi. 41enne arrestato dalla polizia. Non solo ha violato il divieto di avvicinamento all'abitazione dell'ex compagna, ma si è pure attaccato al citofono di casa della donna per 20 minuti, inviandole continui messaggi e cercando di convincerla a incontrarlo, parlare insieme, faccia a faccia. L'episodio domenica pomeriggio a Treviso, protagonista un 41enne italiano che è stato sorpreso dalla polizia e arrestato per violazione del divieto imposto dal magistrato lo scorso marzo, in seguito a una denuncia presentata dall'ex convivente per maltrattamenti in famiglia. Violenze domestiche che erano costate all'individuo anche un ammonimento del questore. Domenica si è presentato sotto casa della donna, l'intervento delle volanti è stato tempestivo e il 41enne è stato rintracciato poco lontano mentre tentava di allontanarsi dalla zona in cui non poteva stare. L'arresto in flagranza di reato è stato convalidato. Deve espiare una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione per furti. Il Tribunale di Castrovillari in provincia di Cosenza gli aveva revocato nel 2022 il decreto di sospensione dell'esecuzione della carcerazione. Quando un 45enne calabrese che da tempo abitava nel Bellunese è venuto a sapere della sua situazione, si è spontaneamente presentato a notte fonda al comando provinciale dei carabinieri di via Cornarotta a Treviso per costituirsi. Non prima di infilare in 2 borsoni le proprie cose, compresa una Bibbia. Il militare che lo ha accolto ha verificato l'effettivo cumulo di pene da espiare. L'uomo sarà ora rinchiuso al carcere di Santabona. Samuele Battistella, il giovane di Mareno accusato della morte di Scimpei Tominaga, era atteso questa mattina in tribunale a Treviso per una rapina avvenuta nel 2022 a Conegliano. L'udienza a suo carico è stata rinviata al 12 settembre. Intanto nelle prossime ore il difensore lo incontrerà in carcere a Udine. Lo incontrerò domani alla luce delle carte, alla luce anche del video che è emerso sulla stampa locale, ovviamente per discuterne con lui e anche per accertarmi della sua volontà che mi aveva già espresso di non ricorrere in riesame per vedersi revocata o meglio attenuata la misura cautelare, quindi chiedere, diciamo così, i domiciliari.
Tornerà in carcere dal suo assistito l'avvocato Tino Maccarone, il legale difensore di Samuele Battistella, il ventenne di Mareno accusato di aver sferrato il pugno letale e costato la vita all'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, aggredito nella notte tra il 21 e 22 giugno a Udine. Si tratta di capire se il giovane trevigiano confermerà la sua intenzione di rinunciare definitivamente al riesame e quindi di rimanere in carcere fino al processo. Un ragazzo molto prostrato, un ragazzo sensibile. So che può sembrare in questo momento assolutamente dissonante quello che io sto dicendo. Un ragazzo travolto da un meccanismo che probabilmente nell'episodio di violenza di cui lui si è reso assolutamente protagonista, sia chiaro, probabilmente non credeva che potesse derivare tutto questo e tutta questa tragedia. Battistella nelle scorse ore doveva apparire anche davanti al giudice di Treviso per un fatto dell'11 novembre 2022, quando a Conegliano aggredì e rapinò il titolare del bar Tribeca, preso a pugni per 2.000 euro. All'epoca il giovane era poco più che maggiorenne. So che c'è stato il risarcimento, questa persona che infatti non si è costituita parte civile e quindi sostanzialmente lui insieme a un'altra persona saranno giudicati con rito abbreviato per il reato di rapina, solo di rapina. L'udienza per motivi tecnici è stata rinviata al 12 settembre. Trattandosi di rito abbreviato si attende già la sentenza. La sanità ora, le liste d'attesa in Veneto sono in forte calo, merito di una nuova organizzazione dell'impegno dell'intelligenza artificiale, ma rimangono settori ancora in affanno per la mancanza di medici come l'oculistica e la dermatologia. Questa cabina di regia che abbiamo messo in piedi, cercando di comprare prestazioni all'interno, incentivando i nostri medici e operatori a lavorare internamente con un contratto, con un rapporto libero professionale con la regione, piuttosto, oltre a quello a tempo indeterminato, piuttosto che l'accesso anche ad altre forme di erogazione di servizio, ci ha permesso di affrontare assolutamente questo immane problema che è quello della lista d'attesa. La curva delle prestazioni in attesa sta scendendo, dicono i grafici illustrati a Palazzo Balbi. Le liste d'attesa, un problema storico della sanità anche veneta, ingigantito dai ritardi dovuti alla pandemia, stanno iniziando a calare. Dal maggio 2023 a quello dell'anno successivo, le prestazioni da garantire entro 10 giorni dalla prescrizione sono passate da 502 a 0. Quelle con priorità di 30 giorni sono passate da quasi 83.000 a quasi 14.000, pari all'83% in meno. Quelle da 60 a 90 giorni da 74.000 a 28.000. Le attese più importanti ce le abbiamo ad esempio sulla oculistica, dove non abbiamo professionisti, dove nei concorsi i professionisti non riusciamo ad assumerli perché non si presentano e ripeto facciamo un concorso ogni 3 giorni e l'altra specialità è quella della dermatologia, dove anche lì c'è più attesa e dermatologi non ce ne sono, informazione ce ne sono pochissimi e questo creano pochi problemi. Nella gestione delle visite per combattere le liste d'attesa sta giocando un ruolo di crescente importanza anche l'intelligenza artificiale. Stiamo sperimentando, abbiamo ormai completato un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale per far sì che a fronte della programmazione da parte dello specialista di una serie di indagini che devono naturalmente precedere poi la valutazione di controllo, l'intelligenza artificiale ci aiuti i personali di front office a individuare le date in modo tale che gli esami siano messi in sequenza corretta prima della visita di controllo con le date e gli appuntamenti già fissati, in modo tale non soltanto c'è una sequenza corretta ma il cittadino non deve più tornare per la prescrizione. A Treviso ora ancora sotto accusa padre Giovanni Kirchner, il parroco che ha accolto i senza tetto in chiesa. I cittadini portano una petizione per allontanarlo dalla diocesi. Padre Giovanni Kirchner, il parroco che a dicembre scorso aveva accolto una dozzina di senzatetto in chiesa nella parrocchia di Santa Maria del Sile, è di nuovo sotto i riflettori. Già lo scorso anno alcuni cittadini avevano tentato, senza peraltro riuscirci, di mandarlo via tramite una petizione. Ma questa volta il malcontento è andato più a fondo. I responsabili della petizione, che riprende in gran parte quella dello scorso anno,
Hanno prima diffuso a mezzo stampa la lunga lettera con i motivi delle lamentele e poi hanno inviato il plico alla Curia, che ora valuterà quale sia la risposta migliore da dare. Secondo i fedeli, l'attenzione di Don Giovanni nei confronti della parrocchia di Santa Maria del Sile è selettiva, ovvero il parroco avrebbe attenzioni solo per alcune persone che si trovano in condizioni di indigenza e difficoltà a discapito di altre. La disponibilità che ha il parroco all'accoglienza solo di alcuni ultimi e la non considerazione della parrocchia a lui assegnata ci fa pensare che il suo posto e la sua vocazione siano altrove, si legge in un passaggio della lettera, e aggiungono: noi ci auguriamo che alla parrocchia di Sant'Angelo e a Santa Maria del Sile venga assegnato un parroco capace di integrarsi e di ricreare la comunità che si è disgregata in questi ultimi anni. Centinaia di persone hanno firmato questa petizione e altre ancora si stanno aggregando, consapevoli di ciò che succede in parrocchia e determinati a chiedere che Don Giovanni Kirchner venga sostituito immediatamente con un nuovo parroco. Da parte di Don Kirchner nessun commento, se non un laconico: è la stessa petizione dello scorso anno, ma siccome la Curia non ha dato loro retta, adesso ci riprovano. Chi invece ha iniziato la petizione, Remigio Zanatta, che abita proprio davanti alla chiesa di Santa Maria del Sile, ha risposto con un no comment, in attesa di un responso dalle alte sfere. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci in diretta edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Rimaniamo a Treviso ad un mese dal lancio del bike sharing. Il bilancio è molto positivo, ma restano ancora da completare aree di sosta e parco mezzi. Il nuovo servizio di bike sharing, lanciato quasi un mese fa dall'amministrazione, traccia un primo bilancio. La società Ride Movie, l'unica che ha presentato un'offerta per il bando comunale, ha finora aperto 20 stazioni di parcheggio e piazzato 180 bici, 60 elettriche e 120 muscolari, circa la metà dell'intera flotta prevista. Per ora le uniche criticità si sono riscontrate nelle aree soste, non ancora ben definite, e quindi è facile trovare bici in giro per la città, ma parcheggiate non nel posto in cui dovrebbero essere. Un problema che sarà presto risolto. I numeri rispondono assolutamente bene a questo nuovo servizio. Dobbiamo ancora completare alcune opere per mettere davvero a pieno regime il servizio, come disegnare e realizzare fisicamente le aree di parcheggio delle biciclette, perché francamente non voglio continuare a vedere le biciclette del bike sharing parcheggiate in modo così sregolato nei marciapiedi o nelle piste ciclabili. Noi andremo incontro agli utenti realizzando fisicamente le aree di sosta per queste biciclette. Le aree si individuano tramite una app, tutto viene gestito in modo intuitivo e semplice, come conferma il pakistano Lana Nasser, da 3 anni a Treviso e lavoratore della Geox, che apprezza in particolare il prezzo favorevole. €1 e 50 centesimi e 15 minuti. Questo servizio da una settimana, 2 settimane così, sì, va bene, molto bene. Sì, questo. Facile. Un servizio che sarà implementato durante tutto luglio, un primo passo sulla via di una Treviso più sostenibile. Noi vorremmo implementare questo servizio, di pari passo procediamo anche con lo sviluppo e la messa in sicurezza della rete ciclabile. Sempre in attesa della campagna di sensibilizzazione stradale promessa dal sindaco. Serve una campagna di sensibilizzazione, cioè dire ai nostri cittadini che noi siamo favorevoli alla ciclabilità e alla pedonalizzazione, tutti noi dobbiamo prestare maggiore attenzione. E torna in Veneto da 2 giorni di sport, formazione e informazione Avis e Admo insieme per il volo. Tornano in Veneto le Avisiadi, il 6 e 7 luglio prossimo a Jesolo, 2 giorni di sport, ma soprattutto di formazione e informazione tra giovani che hanno fatto del volontariato per Avis e Admo una loro priorità. Lo scorso anno ben 10.333 cittadini veneti hanno scelto di diventare donatori di sangue, quasi 1.000 in più dello scorso anno, e in stragrande maggioranza sono giovani tra i 18 e i 35 anni. Le donazioni in Veneto, devo dire la verità, grazie a tanti donatori e donatrici, sta andando avanti bene. Ovviamente abbiamo l'autosufficienza per quanto riguarda il sangue intero, però per mantenerla dobbiamo comunque continuare a donare. Per il plasma non abbiamo ancora l'autosufficienza. Il plasma è una donazione importante perché si ricava appunto il farmaco salvavita. Pertanto il messaggio che oggi vorremmo dare è quello di
sostenere i nostri giovani innanzitutto e far sì che diventino sempre più avvisini in modo tale da promuovere questa bellissima cosa che è il dono spontaneo, volontario e gratuito. 2 giorni a Jesolo, si diceva, con sfide e tornei anche a squadre e quiz con temi sulla donazione, il plasma e il midollo osseo. I 2 giorni prevedono il sabato pomeriggio di giochi e quindi tornei, scontri tra le varie squadre di ragazzi. Il sabato sera ci sarà un momento conviviale presso un chiosco vicino alla struttura e poi la domenica sarà, diciamo, il momento formativo, quindi ci sarà sempre una sfida con domande avis e non tramite un quizzone, e poi ci saranno degli ospiti, tra cui anche Atmo, dove farà un piccolo intervento e ci sarà la possibilità di diventare anche donatori di midollo con il test salivale. Proprio una donazione di midollo osseo ha salvato la vita ad Alice Zampieron, che ha dovuto andare a cercare il suo donatore nel registro mondiale. Il mio donatore ho scoperto essere un ragazzo di 19 anni, israeliano, e cosa dire? Sono grata di più, ma sono altrettanto grata a tutte le persone che hanno donato il sangue, perché in un mese di ricovero avevo fatto 20 sacche di sangue, 15 di piastrine, quindi ho fatto 4 mesi di ricovero con chemioterapie, quindi grazie ai donatori di sangue e grazie ai donatori di midollo. E a Rua di Feletto adesso, perché è un grande giorno per Angelo Peressini, nato a San Daniele del Friuli, che compie oggi 107 anni, è il più longevo della Marca. Ne ricordi tanti che non lo dico, quanti. Non ne volte il tempo per contarne tutti quelli che ho passato. Compie oggi 107 anni Angelo Peressini, artigliere di montagna e uomo più longevo della Marca. Nato nel 1917 a San Daniele del Friuli, è tra i più giovani di 8 fratelli e l'unico ancora in vita. La sua mamma e tutti i fratelli e il suo gatto. Vedovo della moglie Maria, con cui ha festeggiato ben 63 anni di matrimonio, si sono incontrati ad una serata di ballo tradizionale nel Friuli. Sono andato 4 volte a trovarla e poi l'ho sposata. Sì, vada come vada, sei stata sincera, buono, e altrimenti ritorni a casa. A Rua di Feletto ha messo su famiglia, 2 figlie, Adalisa e Rosa Maria. A fargli ulteriore compagnia da 10 anni il gatto, che dorme con lui e gli tiene i piedi caldi durante l'inverno. Lei è felice adesso? Ah, felice, sì. La mia figlia qua. Questo qua è 2 figli. A volte non mi pare neanche vero, perché aver 107 anni lo guardo e non me ne rendo conto, non ci credo. A volte ci litigo perché abbiamo un po' lo stesso carattere, ci scorniamo, però dopo lo guardo e dico ma una fortuna grande. 2 anni di leva militare e 7 anni di guerra tra Grecia e Albania. Tornato in Italia dopo lunghi tratti a piedi e barca stop, decide di fermarsi a Treviso. Trova lavoro come operaio presso una società elettrica, la quale lo porta a trasferirsi a Rua di Feletto, dove grazie al suo lavoro è arrivata la corrente. Un augurio di cuore per tutte le persone che mi conoscono. Con il suo motto "La pazienza è la virtù dei forti", Angelo ci saluta sorridente e ci dà appuntamento al 2 luglio del prossimo anno. Aspettiamo. Saluti. E con questo noi passiamo alle notizie dal Bellunese. Con una messa domani alle 18 a Canazei saranno ricordate le vittime della tragedia della Marmolada, che il 3 luglio di 2 anni fa costò la vita a 11 alpinisti, 8 dei quali veneti. E a 2 anni dal disastro il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha affidato a un corsivo la sua riflessione: non più un caos emotivo, annota Padrin, che preme sulla necessità di ascoltare e capire la montagna, che parla una lingua tutta sua e va ascoltata per cogliere un insegnamento da quanto accaduto. Il presidente della provincia parla del cambiamento climatico che non fa sconti e che per questo necessita che l'uomo si evolva per non rimanere schiacciato.
Enorme frana al maltempo che ieri ha invaso la provinciale 347 del Passo Durana ha messo in evidenza ancora una volta la fragilità del territorio bellunese. Nel pomeriggio il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità interventi in somma urgenza per oltre €500.000 per smottamenti accaduti nel solo mese di maggio. Oltre $500.000 in un mese di maltempo. Viviamo in un territorio molto fragile, un territorio che è soggetto a smottamenti e che ha bisogno comunque di una continua manutenzione. La strada di Curago in Alpago, quella di Cibiana per una colata di detriti prospiciente il torrente Gioude Roanna che si temeva potesse tracimare causando disagi al paese, e poi la strada di Laste di Roccapietore fra Coi e Moè. Sono gli ultimi cantieri avviati con somma urgenza dalla provincia di Belluno nel solo mese di maggio per le conseguenze del maltempo, un impegno fuori bilancio di oltre €500.000. Una conta pesante mai definitiva quella legata ai dissesti in diverse parti del territorio provinciale. Noi come provincia dobbiamo intervenire tempestivamente proprio per garantire la sicurezza e per garantire anche l'accesso a questi centri abitati dove ci sono stati questi smottamenti per poter manutentare il territorio. Non più tardi di ieri la storica frana della Valle della Moiazza che si estende fra Lagordino e la Val di Zoldo ha interrotto totalmente il transito della provinciale a Levare. Lì stanno lavorando da ieri le squadre di Veneto Strade per gli interventi di bonifica, le imprese incaricate dai servizi della protezione civile regionale. Non sarà un lavoro né semplice, tantomeno di breve durata. La provincia ha dato la massima disponibilità per l'intervento tecnico. Nel resto del vasto territorio bellunese, frattanto, le uscite di tecnici e geologi è pressoché quotidiano. Anche oggi eravamo a Gosaldo per un sopralluogo sull'abitato di Gosaldo, appunto, e domani probabilmente vanno a Santa Giustina, perché oggi sono stato contattato dal sindaco che si è già messo in contatto anche con l'ufficio difesa del suolo per un'interruzione di un'altra strada pubblica. Quindi come vedete ogni giorno, ogni minuto arriva una segnalazione e chiaramente il tempo non aiuta. Bisogna fare i conti e non solo con le disponibilità economiche. Non solo con le disponibilità economiche che sono sempre poche, ma anche con le disponibilità umane, perché il problema è che siamo ridotti all'osso, siamo in pochi e è sempre difficile intervenire, però ce la mettiamo tutta, stiamo facendo del nostro meglio. È stato ritrovato nel tardo pomeriggio dalle squadre di soccorso l'81enne villeggiante veneziano che oggi alle 14 si era allontanato dall'auto dove la moglie l'aveva lasciato mentre andava a sgranchirsi le gambe nei pressi del passo di Sant'Antonio in Comelico. Dopo un pomeriggio di ricerca e apprensione l'anziano è stato ritrovato, aveva sbagliato sentiero inoltrandosi sull'itinerario che porta ad Uronzo. L'81enne stava bene ma in via precauzionale è stato accompagnato al punto di primo soccorso per dei controlli. Cambiamo argomento, un investimento indiretto di circa €70.000, un piano triennale che non prescinde dalla comunicazione con il perfezionamento della vendita delle quote di Nevegal 2021 al Consorzio Tolomeo. Il rilancio del Colle sembra ai blocchi di partenza. Con l'ultimo tassello del Consorzio Tolomeo abbiamo un quadro chiaro praticamente di quello che potrà essere il Nevegal. Questo perché veramente c'erano due possibilità, un Nevegal con impianti e un Nevegal senza impianti. Vento in poppa per il rilancio del Nevegal. Con il perfezionamento della vendita della 2021 ai bresciani di Consorzio Tolomeo inizia a prendere corpo il progetto su cui da 2 anni lavora il team di Wofi Italia, società nata nel 2022, sede romana, capitale sociale di €1.500, 3 soci, con Lorenzo Baldanello e Cristian Barutta dello studio legale VBS di Favaro Veneto, Bruno Karenini, attivista, esperto in relazioni internazionali e blogger. Perno dell'azione di sviluppo del Colle il progetto We Love Nevegal, nato dal territorio e adottato dai nuovi manager che entro i prossimi 3 anni puntano a un'offerta turistica rinnovata. Il progetto prevede innanzitutto una comunicazione del territorio diversa, quindi un portale che uscirà raggrupperà tutte quelle che sono le bellezze del territorio. Con il coinvolgimento degli operatori e degli investitori. Obiettivo è fare business, spiega Baldanello. Il portale che si annuncia pronto per settembre-ottobre sarà il volano delle iniziative diffuse, a partire dalla rimappatura dei sentieri e la rivitalizzazione di alcuni settori chiavi come il downhill e la mountain bike. Con primari in realtà poi nazionali
stiamo studiando anche di pacchetti turistici veri e propri che attirino turismo non solo dai dintorni del Bellunese ma anche da più lontano, sfruttando anche tutto quello che sono i servizi di trasporto, stazione, eccetera. E stiamo poi vedendo di coinvolgere anche i territori limitrofi. Un investimento indiretto di circa 70.000 euro per un progetto triennale che possa favorire già dal 2025 la creazione di veri e propri pacchetti turistici per tutte le stagioni. Stiamo attendendo la data dell'apertura degli impianti, quindi già lì faremo una prima opera, diciamo, di sensibilizzazione, no? Da questo punto di vista anche a livello marketing. Chiaramente, come può ben capire, siamo un po' lunghi coi tempi perché è stato chiuso solamente una settimana fa circa la questione degli impianti e prima non sapevamo se avevamo meno gli impianti. Questo, come può ben capire, era fondamentale perché se non avessimo avuto gli impianti avremmo dovuto riprogettare un altro Nevegal. Entro il prossimo inverno il consorzio Tolomeo, tempi tecnici permettendo, vorrebbe già misurarsi con la nuova sciovia delle Erte, dice Baldanello, che guarda anche al potenziamento dell'ospitalità. Abbiamo bisogno chiaramente di posti letto per creare i pacchetti, questo è ovvio. E nulla toglie che stiamo comunque cercando tramite il progetto anche altri investitori per magari strutture, ma parleremo anche con chi le ha adesso per capire quali sono le intenzioni. Nel 40° della morte di Enrico Berlinguer, ANPI e Insieme per Belluno hanno organizzato per venerdì prossimo un'iniziativa per ricordare la figura della storica guida del Partito Comunista Italiano. Più che una mera commemorazione, un tentativo di operazione culturale svolta da ANPI con il gruppo consiliare anche per avviare i giovani alla politica e per risvegliare la coscienza civile della città di Belluno, hanno detto all'unisono Gino Sperandio, Lucia Olivotto e Francesco Rasera Berna. A parlare di Berlinguer in Sala Bianchi alle 18 arriverà Pietro Folena, già segretario nazionale della FIGC, autore del libro I ragazzi di Berlinguer. E Feltre e Belluno si preparano ad accogliere residenti e ospiti per le tradizionali notti rosa che animeranno le vie cittadine coniugando eventi di cultura, musica e shopping serale. Aprirà le danze Feltre con i suoi venerdì sera che partiranno il 5 luglio e che offriranno ai cittadini occasioni di socializzazione con un occhio di riguardo alle famiglie e ai più piccini. Sabato nel capoluogo, in occasione dell'avvio ufficiale dei saldi, l'animazione si annuncia come un vero e proprio evento per i più piccoli. Dalle 18 è atteso il primo dei 3 spettacoli itineranti che uniranno il nome della compagnia degli Alcuni di Treviso alla città. Per i più grandi ci sarà invece il Silent Party, durante il quale i partecipanti potranno ballare e ascoltare musica attraverso le cuffie wireless. Grazie per essere stati con noi, siamo giunti al termine di questo telegiornale, appuntamento a Ring a partire dalle 21. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata, arrivederci.